Momenti di paura questa mattina a Jesolo dopo che un gruppo di una quindicina di turisti, molto probabilmente dell'Est Europa, ha deciso di entrare in acqua nei pressi della Torretta 24, in corrispondenza delle piazze Milano e Torino, nonostante la bandiera rossa e le continue segnalazioni d'allerta dei bagnini. Quando poco dopo due di loro sono stati visti in grave difficoltà, è stato immediato l'intervento degli addetti al salvataggio di Jesolo Turismo. I due sono stati portati subito fuori dall'acqua. Uno si è rialzato autonomamente, mentre per l'altro sono state necessarie le pratiche di rianimazione fino all'arrivo dei sanitari del SUEM 118. L'uomo, che avrebbe poco più di 50 anni, è stato ricoverato al pronto soccorso di Via Levantina per accertamenti. Le sue condizioni non destavano particolare preoccupazione. Sul posto è intervenuto anche il personale della Capitaneria di Porto. Testimone del fatto il presidente AIA e vicepresidente Jesolo Turismo Pier Francesco Contarini, che poi ha lanciato un appello perché si presti sempre attenzione alle segnalazioni visive e sonore messe in atto per la sicurezza.